Questo programma è realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo alla 15ª, cos'è che mi hai detto? Quindi io sbaglio sempre, 15ª puntata? Sì, alla 15ª puntata. Come prima cosa, prima che me lo scordo, guardiamo un attimo il countdown olimpico, 147 giorni e bla bla bla. Invece per le Paralimpiadi ne abbiamo 180, ovviamente sempre meno, arriveremo finalmente al traguardo. Oggi, come al solito, puntata vivacissima, pienissima di cose, di ospiti esterni, ospiti interni. A proposito dell'ospite qui in studio, do la parola oggi a mia sorella. Ci siamo spostati assolutamente dal mondo della pallavolo e abbiamo Giovanni Spina. Posso dire, che cosa dico? Architetto per caso? Architetto triatleta. Prima diciamo, la mia professione è quella di architetto, la mia triatleta. Esatto, la mia grande passione poi è appunto il triathlon. Ma devo dire per caso, perché io vengo dal nuoto. Poi per caso appunto provai la mia prima gara di triathlon, me ne innamorai perdutamente. Da quel momento ho capito che il triathlon sarebbe diventato il mio sport ufficiale. Lo pratico questa disciplina da circa 2 anni, meno di 2 anni, e sono veramente folle assolutamente di questa disciplina. Ma tu ti alleni 365 giorni l'anno? Sì, non ci sono, non sono previsti freddo, giorni di riposo. Sì, il riposo è allenando, sì. Quindi magari ci sono degli allenamenti molto, molto blandi, a ritmi per nulla sostenuti, però comunque mi alleno sempre, ogni giorno. Com'è? Per i pochissimi che non se lo ricordano. Il triathlon sono 3 discipline. Esattamente, prevede le 3 discipline che appunto sono nuoto, bici e corsa. Nelle diverse distanze appunto dalle short distance alle long distance, che poi appunto prevedono le massime distanze, che sono appunto la famosa gara di Ironman, 3 km e 8 di nuoto, 180 km di bici e una maratona, quindi 42 km tutti di uno dopo l'altro, corsa. cioè senza soluzione Esatto, di continuità. ci sono le zone cambio, quindi una volta finita la frazione nuoto velocemente, perché chiaramente il tempo rientra nella gara, certo. Si cambia, si mettono appunto le scarpe, si prende la bici, si comincia a pedalare, dopodiché si scende e si comincia a correre, quindi è tutta un'unica disciplina. Così mi fanno male le gambe. Cioè pensare dopo la bici a mettersi a correre. Tu a quali distanze? Tu fai l'Ironman? No, io sì, io ho fatto tutte le io lo seguo, discipline. L'ha fatta. Quanto ci hai messo? Sì, 12 ore, il tempo di 12 ore. Di essere sconvolta. Sì. Ma scusa, una domanda stupidissima, sì. Ma non ti viene fame?
Certo, si mangia chiaramente, si fanno anche i bisogni perché in 12 ore chiaramente. Ma mangi, ma che mangi durante la gara? Barrette, panini, chiaramente si consuma tantissimo, quindi chiaramente è una necessità, l'idratazione, così come il cibo, chiaramente diventano fattori fondamentali per finire la gara. Di nuoto che distanza c'è? Tipo Capomulini dove? 3 km 8 come si può? Al porto di Catania. Praticamente sì, diciamo che potrebbe essere. Ma sì, tu ti alleni sì. a mare o in acqua? In acqua, io mi alleno sempre in piscina, esattamente, e poi quando posso chiaramente provo a mare, anche perché la maggior parte delle gare sì, esatto, sono tutte a mare, quindi è previsto però anche secondo il regolamento, non sempre, anche l'utilizzo della muta, quindi magari nelle gare un po' più fredde che cominciano magari a maggio c'è la possibilità, se il giudice lo consente, di utilizzare 4 metri a nuoto. Però devo dire fondamentalmente che abbiamo parlato delle massime distanze, però ci sono anche le distanze più brevi dove per esempio si prevedono i 400 metri di nuoto, sono 10 tanti. però è accessibile, ormai è diventato uno sport, bello, nasce certo. diciamo con le lunghe distanze, però poi è diventato accessibile. Quanto ci sta? Fa davvero paura perché stiamo parlando di tipo 8 ore e mezza, parliamo di queste distanze. Sì, ho anche amici appunto che hanno fatto 9 ore e mezza, 10 ore, quindi. Ma comunque voglio dire, è proprio una droga, cioè proprio ti è entrata sì, entra, sì, perché il beneficio poi, esatto, diventa uno stile di vita e poi il beneficio è davvero infinito, sia mentale che fisico. In generale diciamo tutti gli sport, no? Certo, voi che siete delle sportive, quindi sapete perfettamente di quello di cui sto parlando, però devo dire che questo ti entra dentro, ti conquista in un modo, cioè il nuoto, per quanto io lo amassi, ma non sono mai arrivato a questo punto, cioè a questo punto mi rendo certe volte conto che sfocia quasi nella malattia, proprio nell'ossessione di doversi allenare per andare sempre più forte. Comunque io posso confermare, perché l'ho visto con questi occhi l'anno scorso, l'estate scorsa, quando boccheggiavano tutti ed erano tutti chiusi con l'aria condizionata a palla. Giovanni è uscito tranquillamente con la bici e io ho detto: dove stai andando? Ho detto, verso Palagonia. Io ho detto, in che senso? Vero? Sì. Perché noi abbiamo la fortuna di averlo come rimpettaio vicino di casa. Bello, sentendo questo primo tuffo. Dobbiamo fare due, non una puntata sola con lui, dobbiamo fare almeno due. Che parliamo solo, cioè pallavolo. Basta, no, niente. Parliamo di questa cosa che è veramente interessantissima. Invece no, purtroppo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare della pallavolo. In queste ultime puntate, lo sapete, scusate. L'emozione. No, non sono state molto gradevoli i nostri interventi alla pallavolo, perché sappiamo siamo retrocessi, c'era stato un minimo di speranza, non l'avevamo detto a nessuno, non lo sapevamo che forse c'era questa speranza, si può dire? Ascolta. Vabbè, forse sì, c'era il blocco delle retrocessioni. C'era una speranza che c'era un'idea, ma è andata via. Sì, il blocco delle retrocessioni, per cui si poteva sperare di avere un altro anno di Superlega. Invece c'è stata poi la notizia che non è stata approvata questa cosa, quindi retrocessione ormai matematica. Comunque ormai c'è seguiremo i playoff. Vabbè, c'è l'ultima di campionato da onorare, anzi da andare tutti quanti al palazzo. L'ultima di regular season, che adesso io lo chiamo così, che me frega, mi possono dare il ponte. Noi lo chiamiamo Pallavolo, così. Che per diritto deve essere chiamato, no perché è la nostra mamma, ma perché era un personaggio, non dobbiamo dirlo noi, che merita questa cosa. Allora, al di là di tutti questi micro preamboli, brevemente la giornata passata, i risultati della giornata passata, fermo restando che Modena ha vinto ovviamente con Catania 3-1 in casa e quindi ha riagguantato all'ultimo momento l'ottava posizione, che gli consente di far parte dei playoff, quindi della griglia dal primo all'ottavo. Anzi, questo è proprio l'unico accoppiamento dei playoff fra prima e ottava, quindi Trento matematicamente prima già da un paio di settimane e Modena sono l'unico accoppiamento già in atto, in essere, perché la classifica è talmente fluida che proprio i risultati dell'ultima giornata, che sarà quella di
oggi e domani, perché sono a metà, o no, forse non c'è. Non so se oggi giocano, anticipo, o forse l'ultima di campionato la giocano tutti insieme per tutti, evitare. Esatto, certo, per evitare combin. Sono tutte le partite della Superlega, si fanno domani. E quindi da tutti questi risultati poi la griglia avrà finalmente un suo perché. Brevemente dicevo, Civitanova perde in casa clamorosamente 3-0 contro Piacenza e quindi mette a rischio la sua bruttissima partita. sì. C'era Zaizev in tribuna, ma non hanno mai messo in dubbio il risultato. Esatto. Probabilmente secondo me anche il fatto della Champions li ha un pochettino destabilizzati, perché hanno messo molto del loro impegno per passare il turno e quindi anche fanno partite in più degli altri rispetto agli altri. C'è da dire che anche Piacenza ha fatto la Champions, quindi questo discorso appena detto è già accaduto, quindi fate conto che non l'ho detta questa stupidaggine. Poi Perugia batte Trento 3-1 perché Trentino si sta riposando un attimo. Quindi ci sta tutta questa sconfitta. Cisterna invece cede le armi clamorosamente 0-3 con Verona. È strano perché avrebbe potuto con una vittoria rimanere in gara per fare i playoff, invece probabilmente non era questo il loro obiettivo, gli bastava salvarsi e quindi sono rimasti sì. Taranto perde in casa il Taranto con Milano. E non che tu fai così ogni volta storie, perché io sono 15 puntate fino alla prossima, che sarà, poi ne parleremo, perché proprio con Taranto, con la Saturnia. Taranto purtroppo è entrata toglierti la parola nelle mie disgrazie da tanto tempo. Ma abbiamo del tutto lo dimenticato. so, ma fai l'aggressida. Vabbè, l'ultima che devo dire è Padova perde in casa col Monza e niente, a mia sorella non gli interessa e quindi niente, uno sguardo alla classifica lo dobbiamo dare. L'hai già detto. Sì. Prima ottava, gli altri tutti un gran casino. Va bene. Padova, quelli che sono fuori praticamente dai playoff sono Cisterna con 23, Padova 18, Taranto 14, Saturnia 6. Questa è la classifica e quindi possiamo parlare un altro pochino. Prima di andare alla foto intervista con un ospite d'eccezione, come sempre, parliamo ancora un po' con Giovanni. Impegni 2024, cosa farai? Allora, un calendario abbastanza fitto, diciamo. Cominciamo subito con la prima gara il prossimo fine settimana a Pergusa, nel circuito appunto nell'autodromo di Pergusa. Però parliamo di duathlon perché ancora chiaramente la stagione non permette di andare in acqua e quindi diventa duathlon, quindi corsa e bici, anzi prima bici e poi corsa, anzi le tre discipline, diciamo corsa, bici e di nuovo corsa. Quindi appunto nell'autodromo di Pergusa il 9 e 10 marzo e i campionati italiani successivamente a Imola il fine settimana dopo, per poi appunto proseguire con diverse gare, tra cui un Ironman 70.3 in Olanda, già prenotato. Praticamente sarebbe metà distanza, metà Ironman, esatto, quindi la distanza appunto che dicevo prima dimezzata, esattamente. In Olanda hai detto? Sì, esatto. Pazienza, ci sarà la muta, quindi sì. Ma dico, tu ti alleni tutti i giorni? Sì, 2 volte al giorno. Ecco, 2 volte al giorno. Sì, certe volte anche 3. Ma quando è che lavori? L'architetto quando lo fai? Diciamo, dovresti sapere che esco la notte in bici, quindi se non so se sentite il rumore delle ruote. Ti sentiamo, io sento tutto. Quindi sento riesco... quando fai i cani, quando vai a cose, tutto. E quindi quando lavori? E quindi poi alla fine, fortunatamente sono un libero professionista, quindi bene o male il mio lavoro non ho proprio orari di ufficio, ma mi riesco a giostrare gli impegni. Fai comunque 2 il primo, al giorno? sì, esatto, il primo la mattina molto presto, in modo tale perché mi permette poi di essere in studio alle 9. Il secondo a ora di pranzo, quindi invece di pranzare mi vado ad allenare, poi mangio una cosa al volo e torno in studio. E il terzo, quando è previsto, perché chiaramente non ogni giorno è previsto, quando diciamo arriva a casa la sera, quindi verso le 20. Ma quindi tu hai uno 7 schema, e mezza, ovviamente hai uno schema sì. Chi lo imposta tu? Hai un Io faccio parte di un team, ecco. Che si chiama appunto Magma Team. Ho un allenatore appunto molto, molto bravo, magari solo di parte, Fabio Pruiti,
e lui chiaramente gestisce tutta la parte tecnica. Cioè, quindi è un tot di corso? assolutamente, sì, ma sì. ti dà anche il tempo, nel senso devi fare questi 80 km in un'ora e mezza, non lo so. Sì, ci sono degli esercizi e lui praticamente dice appunto delle cose. sì, esattamente, quindi per esempio in bici devo rispettare un certo wattaggio, che è la potenza praticamente espressa in watt, una determinata cadenza, un determinato chilometraggio, stessa cosa per la corsa e stessa cosa per il nuoto. Chiaramente ci sono dei lavori di soglia, dei lavori aerobici, anaerobici e quindi ma sì. scusa, un'altra domanda. Facciamo una domanda stupida. Sì, lo so, basta perché ma ti alleni da solo o sei con qualcuno? Allora, per quanto riguarda il nuoto, allora, lui in realtà è sia un atleta e sia allenatore. Ecco. Quindi in realtà ci dà gli esercizi ma si allena con noi. Appunto. Quindi per quanto riguarda il nuoto ci alleniamo tutti in gruppo. In bici cerchiamo perché chiaramente lavoriamo quasi tutti, quindi tranne magari più piccoli, quindi cerchiamo di allenarci in bici anche tutti insieme. Per quanto riguarda la corsa magari quella la facciamo singolarmente perché è un po' più difficile, quindi difficilissimo. Io ho una domanda, una curiosità stranissima che però la voglio dire dopo. Va bene. Ne parliamo dopo. Adesso andiamo a incontrare invece il nostro ospite della fotointervista. Allora, abbiamo fatto la pallavolo vista dal campo con ospiti atleti, vista da bordo campo con ospiti allenatori. Abbiamo visto anche la pallavolo dal trespolo dell'arbitro. Stavolta vediamo la pallavolo da un ennesimo punto di vista, che è quello di chi la pallavolo la racconta, la vede e nel momento stesso in cui accadono le cose le descrive. E chi meglio di Marco Fantasia poteva essere il nostro ospite oggi? Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao, sicuramente c'era molto di meglio, quindi grazie di avermi invitato. Marco è un telecronista di Rai Sport, specializzato, fa moltissime cose, però specializzato. Troppe, però le fa tutte bene, quindi tanto vale che le faccia. È specializzato con la pallavolo, soprattutto femminile, però spazia anche con la maschile. Ci racconti un attimo, un po' brevemente la tua carriera giornalistica? Cerchiamo di sintetizzare questi 40 anni, sì. Non è facile. No, tanti anni nell'emittenza radiofonica privata di Genova, poi nel 98 ho cominciato a mettere piede in Rai alla sede regionale di Genova, poi pian pianino ho fatto un pochino qualche avanzamento, fino al 2012 finché sono entrato a Rai Sport, mi sono trasferito almeno lavorativamente a Milano e da lì a un paio d'anni ho cominciato a occuparmi con continuità di pallavolo, che era uno sport che già seguivo. Ho 3 Olimpiadi nel curriculum, 2 estive e una invernale, adesso incrociando le dita potrà esserci anche la 4ª a Parigi e andiamo avanti. Nel frattempo insieme a Giulia Pisani commento le partite del nostro campionato di Serie A. Allora, premetto che io ti invidio moltissimo, prima di tutto per il lavoro che fai, poi perché lo fai in questo modo egregio e per la tua voce spettacolare, che è proprio meglio di così. Ma hai studiato, scusa, non c'entro niente, hai studiato dizione, fatto impostazione, no? È proprio così la tua voce naturale, il tuo modo... No, non ho mai studiato niente, è una piccola fortuna che ho. Quando ero più ragazzino però avevo un difetto di pronuncia, che è una cosa che non racconto mai questa. Avevo un difetto di pronuncia, avevo una S un po' sibilante, ci ho lavorato sopra, ci ho lavorato parecchio finché non l'ho corretta e quindi adesso diciamo che è quasi totalmente scomparsa. Sì, okay. Assolutamente sì. Io inizierei adesso con le foto, con la prima che è una foto assurda, quando io l'ho vista che sono ammazzato dalle risate. Adesso tu ci racconterai, anche si intuisce che cos'è. Comunque dici tu dove eri e che cosa stavi facendo. Dormiva. Allora la foto l'ho fatta io, non sono io il protagonista. Questo è il Giro d'Italia 2014 e ve l'ho mandata soltanto, a dire il vero non pensavo che ci aprisse, pensavo che ci avesse chiuso con questa foto, perché in realtà è un po' quello che è un po' un segnale che voglio dare, un piccolo messaggio che voglio dare, cioè il nostro è un lavoro estremamente bello, estremamente divertente, meno che
occasione di alcuni, soprattutto di alcuni grandi eventi come può essere un Giro d'Italia, ci sono dei momenti anche di grandissima fatica, di grandissima stanchezza, che naturalmente non vanno in video, non vengono visti dal pubblico, però esistono. Ecco, attraversiamo anche quei momenti lì ogni tanto, durante un grandissimo evento, può succedere. Quindi non diciamo chi sono le persone che sono lì accasciate, distrutte, o lo possiamo dire? Rispetto alla loro privacy, comunque sono due operatori di distrutti, va bene, veramente la stanchezza. Invece andiamo alla seconda. Allora, anche questa non trovo, io ovviamente conoscendoti come solo telecronista di pallavolo, perché io vedo questi cavalli e quant'altro, che cos'è? Allora, questa è l'Olimpiade di Rio 2016, dove io sono stato chiamato per occuparmi di equitazione, perché all'epoca si faceva un po' di pallavolo, però diciamo c'erano 2 telecronisti principali sulla pallavolo, e quindi mi hanno detto: Marco, se vuoi venire a Rio, noi al momento non abbiamo spazi sulla pallavolo, però siamo scoperti sull'equitazione, perché il telecronista dell'equitazione non vuole fare la trasvolata oceanica, non ha voglia di andare fino in Brasile con l'aereo, non se la sente, e quindi se vuoi c'è aperta questa possibilità. E io ho detto ovviamente sì, pur non avendo mai visto un cavallo dal vivo nella mia vita, ho detto sì, sia perché erano un'Olimpiadi ovviamente, sia perché avevo comunque la segreta speranza di ritagliarmi uno spazio magari anche nel torneo di pallavolo. Per cui da quel momento in poi mi sono messo a studiare, sono partito in Brasile con un tomo di appunti che era più pesante complessivamente del mio bagaglio in generale per altre cose, e sono andato giù e devo dire che è andata anche bene. Anche noi abbiamo fatto l'Olimpiade di Rio, c'era nostro nipote Paolo Pizzo, scherma, ha vinto la medaglia d'argento a squadre, quindi c'è un pezzo di noi, visto già i nostri destini si erano incrociati anche a Rio. Già incrociati. Andiamo velocemente alla terza. Io credo che questo sia un pass col tuo nome scritto praticamente in cos'è, giapponese? In giapponese, sì, questo è il pass che dopo 14 giorni dal mio sbarco a Tokyo nel 2021 mi ha detto che finalmente potevo girare libero per la città. Per 14 giorni, a causa delle restrizioni Covid, non potevamo circolare, potevamo soltanto muoverci tra l'albergo e il luogo degli eventi, e ogni 2 o 3 giorni venivamo testati con dei test salivari per controllare il nostro stato di salute. Non c'era... Dimmi, vai. No, dicevo, non c'era la possibilità per noi di circolare liberamente per la città. Ogni tanto riuscivamo a sgattaiolare via un po' all'italiana, no? Magari quando il pullman ci riportava in albergo, anziché andare subito in albergo, magari approfittavamo, andavamo a fare un po' di spesa nei negozi lì vicini, quindi poi tornavamo dentro, c'era la guardia dentro che sorvegliava i nostri spostamenti, ci vedeva arrivare con le borse della spesa e non capiva come mai, da dove arrivassero. Pensavo un po' all'italiana, ce la siamo cavata per 2 settimane, poi finalmente appunto l'ultima settimana siamo stati liberi anche di circolare un pochino più liberamente, di vedere qualche scorcio di Tokyo. Italiani comunque dovunque. Quindi quella scritta praticamente è il tuo nome con la scritta in giapponese, questa è la cosa curiosa. Sì, non so se c'è il mio nome, credo che ci sia scritto qualcosa tipo ok, autorizzato da questo momento, è pulito e può circolare. Comunque è carino come ricordo. Passiamo alla foto, alla numero 4. La numero 4, sei qui con un grandissimo atleta per noi indimenticabile. Dici chi è? Lui è Claudio Galli, con il quale ho trascorso un periodo molto molto bello e divertente della mia attività. Qui siamo in occasione di una tappa del campionato di beach volley a Milano, però con lui ho fatto anche tante partite di campionato e ci siamo veramente divertiti, perché poi c'era anche una condivisione di tipo anagrafico, no? Che ci permetteva quindi anche di comprenderci molto quando magari uno dei due decideva di fare una battuta o decideva di andare a spaziare su argomenti diversi dalla partita stretta, dell'episodio agonistico di quel momento. E quindi con Claudio è stato veramente un bellissimo momento e mi faceva piacere ricordarlo. Ma Claudio è sempre serissimo così come si vede, oppure poi magari ogni tanto si lascia andare? Si lascia andare come? Claudio che è così, come lo vedete, molto serio, molto compunto, poi però all'improvviso ti piazza la battuta, in certi momenti riusciva anche a spiazzarmi prima che lo conoscessi molto bene. Benissimo, andiamo alla prossima, la numero 5. Qui qua sei proprio nel pieno della tua attività, della tua professione.
Ti ricordi magari che partita è o perché sai? Ecco, no, sì, questo è un aspetto buffo, l'ho scelta per questo. Questa è la Supercoppa, l'ultima Supercoppa femminile, Conegliano contro Milano, e quindi eravamo ad Assago, se non ricordo male, si stava giocando lì. E noi eravamo sul lato corto, che è una situazione che io detesto abbastanza. So che piace molto ai commentatori tecnici perché possono vedere bene gli schemi, ma per uno che deve raccontare tutta l'azione, non vedere bene l'altra parte del campo, non vedere bene la rete è un grosso problema. Però a volte capita di essere collocati così. E ho la mano su quel grosso pallone da fitness perché lo stava usando Elena Casot di Milano, giocatrice di Milano, mentre attendeva di entrare in campo si teneva calda lavorando su questo pallone. A un certo punto viene chiamato un time out, lei deve andare ovviamente ad ascoltarlo dal suo allenatore e non sa dove lasciare il suo pallone, che tutte le volte che lo mollava rotolava via. Allora ho fatto un cenno e ho detto lascialo. Quindi fungevi da guardia del pallone. Da guardia del pallone. Ho fatto la guardia del pallone di Casotto finché non è finito il time out, lei è tornata, se l'è ripresa. Bellina, carina questa cosa. Andiamo ancora avanti, ne ho prese 8 delle 9 che mi hai dato tu, quindi siamo alla sesta. La sesta, qui sei con Giulia, sì? Sì, sono con Giulia, appunto sempre in una Supercoppa, non l'ultima, questa è una Supercoppa mi pare dell'anno scorso e ovviamente insomma ho fatto vedere Claudio e naturalmente non potevo non mostrare anche Giulia, che è la mia compagna ormai da 5 anni a questa parte. Con lei stiamo lavorando benissimo, siamo una coppia fiatata, il pubblico apprezza e quindi naturalmente è un omaggio questo che volevo fare a Giulia, che è la mia partner attuale di telecronaca, dalla quale sto imparando tantissime cose. Soprattutto dico da donna dovrei apprezzare di più Claudio Galli, ma devo dire che Giulia è un gran bel vedere ed è preparatissima, bravissima, sì. Siete una coppia, ma te lo dico così, tanto cioè non è che devo sviolinare perché non è quello, però veramente è un piacere ascoltarvi e ancora fargli i complimenti, a parte la bellezza che indubbiamente non guasta. Invece la bellezza non possiamo dire altrettanto della foto successiva, perché sei insieme ad Andrea. No, ecco, vabbè, che c'entra? Impietoso questo. Insieme ad Andrea Lucchetti. Ammetto di non aver fatto un bel servizio a Lucky qui, perché di foto con lui ne ho veramente tante, forse non ho scelto quella che gli rende maggiormente giustizia, me ne scuso, però appunto, visto che ho lavorato con tanti commentatori tecnici, anche ovviamente con altri che adesso non vi ho mostrato, naturalmente con Fabio Bullo e poi occasionalmente anche con Paolo Cozzi o addirittura con Lollo Bernardi, quindi commentatori tecnici al fianco ne ho avuti parecchi. Diciamo i 3 principali della mia carriera sono stati questi e quindi dopo Claudio e Giulia naturalmente anche un omaggio a Lucky era doveroso. Certo, benissimo. Allora, io approfitto di questa cosa un attimo perché diciamo una cosa, la possiamo dire, no? Questa cosa nostra. Che vogliamo fare io domani noi... Oggi, scusami, oggi sabato, esordiamo, diciamo, in questo ruolo io ho già tante telecronache in questo ruolo di commentatore tecnico. Ci hanno telefonato, ci hanno chiamato per la B1 femminile qua di Catania. Ci hanno chiesto appunto di fare quello che fa Giulia Pisani, quello che fa la Chirucchetta, quello che fanno tutti gli ex giocatori che hanno lavorato con te. E quindi niente, te lo volevo dire che domani, mia sorella l'ha già fatto un paio di volte, io per me è la prima volta, dico che a 67 anni esordire non è mai troppo tardi per niente, no? Mettiamo... invidio moltissimo il telecronista, mi sarebbe piaciuto parecchio commentare una partita insieme a una di voi due, quindi lo invidio molto, ti auguro naturalmente un buon lavoro, spero magari che si possa anche trovare da qualche parte. Certo, sicuramente poi sarà online, quindi poi ti chiederò un giudizio che spero sia obiettivo, il massimo dell'obiettività. Non possiamo non concludere questa intervista con Marco con la successiva fotografia, che è una serie di libri, diciamo, di cui tu sai qualcosa. Sì, questa diciamo è la cosa che mi ha dato maggiormente soddisfazione al di là del mio lavoro negli ultimi 6 mesi. Insomma, questo libro che ho tra l'altro presentato anche a Catania grazie al vostro interessamento, grazie alla vostra presentazione, e sta continuando ad andare molto bene, presentazioni ovunque in tutta Italia, tanti riscontri positivi, quindi è una tappa importante. Io l'avevo sottovalutata all'inizio perché io non mi ritengo e non sono uno scrittore, ho soltanto messo su carta i pensieri di
queste ragazze e questi ragazzi che ho intervistato per questo libro, quindi non mi aspettavo davvero che potesse andare così forte, invece è veramente una cosa che mi sta lasciando qualche cosa dentro, un grandissimo piacere. No, io lo so che sta andando bene, ti facciamo i complimenti, sappiamo che è un lavoro, è stato un lavoro Tra importante. l'altro l'abbiamo letto veramente da tanto, io lo rileggo, intanto mi vado a fissare, dico ma questa cosa in effetti va fatta. Ma ti faccio ora una domanda, hai mai commentato delle gare di triathlon? No, non ho mai commentato le gare di triathlon, è uno sport che mi manca, avrei pochissime a dire il vero, perché poi dal 2012 a oggi, soprattutto i primi anni, ho fatto davvero tante piccole esperienze in tantissimi sport, dal baseball al nuoto artistico, sono capitate davvero tante discipline che normalmente non frequento. Farebbe piacere fare il commentatore del triathlon? No, ti piace di più gareggiare? Devo dire che mi piace di più gareggiare. Al momento sei talmente tanto sì. giovane, magari fra una ventina d'anni ti troveremo dall'altra parte della esatto. barricata. Anche perché diciamo che sono un atleta abbastanza giovane, quindi io pratico questa disciplina meravigliosa a mio parere da 2 anni, quindi prima forse devo imparare un altro po'. Ancora devi fare esperienza, esatto, prima dura di commentare. esperienza e poi certo tra l'altro da commentare deve essere anche abbastanza complicato, sì. Devi essere proprio esattamente, sì, anche perché comunque poi ci sono tantissime regole da conoscere, quindi sì, assolutamente. E ora ci racconterai. Certo, Bene, con piacere. Marco, che dirti? Se hai qualcos'altro che vuole concludere questa piccola intervista ci fa piacere, altrimenti ci salutiamo, però ci diamo appuntamento sicuramente a prima della fine di questa Certo, quando in pieno stagione. playoff ti disturberemo Sicuramente ti perché vorremo vogliamo accanto. sicuramente vivere i playoff, no? Certo, assolutamente. Con il nostro amico Marco. Voi non disturbate mai, sarà sempre un piacere e ricordate che sono al vostro fianco nella battaglia per l'intitolazione del palazzetto a Liliana. Grazie. Guarda, proprio in questi giorni Sì, in questi giorni abbiamo un po' ripreso e devo dire stiamo trovando delle difficoltà e lo diciamo, a questo punto dobbiamo uscire allo scoperto perché siamo un po' delusi dal non seguito di questa situazione e proprio ieri, oggi stiamo parlando Siamo con un più po' persone perché dobbiamo probabilmente risolvere. essere troppo educati e rispettosi e signorili non paga, quindi paga, dobbiamo essere più bisogna aggressivi. essere un po' più aggressivi. Esatto. Cosa che io sono Bisogna stata insistere. Sì, cosa che io sono stata per tutta la vita e me l'hanno sempre contestata. Ora che Ero mi un tiro po' più bene, calma. devo diventare di nuovo aggressiva. Comunque, Vabbè. grazie per averlo detto tu perché Grazie. noi in questo momento non ne stavamo No, bisogna insistere anche per evitare che adesso la retrocessione di Catania in A2 tenda a far spegnere i riflettori sulla cosa. Esatto. Quindi allora se ti capita nelle tue prossime telecronache, se ogni tanto te lo ricordi, per noi è un grosso piacere, ci fa un grosso favore. Un piacere per me. Perfetto. Grazie Marco, è Grazie, stato Marco. bellissimo, Grazie grazie. mille. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Ciao. Chiusa l'intervista con Marco Fantasia, adesso siamo al momento che mia sorella ama moltissimo. Ma finalmente anche tu parli un po' di pallavolo, solo io devo parlare di cose noiose come la pallavolo, parla tu. Parlo io e spero che questo mio spazio finisca prima possibile. Vabbè, anche perché parlare dopo Marco Fantasia, insomma, non è che viene benissimo. E allora, come sempre partiamo dalla 3 maschile del girone B e il Modica non riesce a vendicare la sconfitta dell'andata e pur giocando in casa perde 3-1. Ma però con chi? sì, stavo arrivando con il Lago Negro, no? No, Fano. Vabbè, se tu lo fai apposta, non riesci a Ma vendicare. sei nel primo rigo, scusa. Ebbene, ho letto apposta. Tanto lo sappiamo che io questa cosa, io odio leggere, odio fare le cose che mi bloccano Ogni tanto bisogna fare le cose che non ci Vabbè, piacciono. comunque l'ho detto, col Fano hanno perso 3-1, il Fano era terzo, loro comunque a prescindere dalla sconfitta rimangono sesti. Sempre speriamo di avere l'allenatore prima o poi che Diciamolo ogni finisca volta il che campionato. prima o poi arriva. Poi ora stanno fermi perché torneranno a giocare il 9 marzo e andranno in trasferta a Bari. Abbiamo finito con la 3, la B1 femminile, l'Energy System Catania vince nettamente a Castellana Grotte e rimane seconda. Però una partita in meno. Certo. Quindi è come se fosse prima. Invece l'Ab Ambiente perde 3-0 in casa contro il Fasano che è secondo, terzo, quarto e quindi potevano fare qualcosa di più, però purtroppo è andata con un sonoro le partite bene, hanno 3-0. fatto un 27-25 al primo set che aveva lasciato qualche speranza, poi Invece oggi l'Energy System Catania torna al Palabramo e ospita il Forte Marsala e
Tu farai il tuo esordio in telecronaca, cosa che non hai fatto mai. Mai fatto. Faremo il commento tecnico. Ci hanno chiamato per fare il commento tecnico. Live, no. Live Sicilia, no. Vabbè. TV Live Sicilia, e quindi alle ore 16 oggi potrete ammirare sia l'Energy System che la nostra splendida telecronaca tecnica. Speriamo, splendida, speriamo. Certo, trasferta invece proibitiva per l'Abba Ambiente a Chieti, in caso della prima in classifica. Insomma, concentriamoci di più sugli scontri diretti. La B1 è finita. Che all'ultimo, forza. Dai, ce la posso fare. È un po' lungo però, voglio dire. Ma perché lo devo dire tutto per forza? Sì, vai. Vabbè, i risultati. La Volley Valley fatica un po', ma vince 3-2 e conferma il Ma con chi? Ma se non dici con chi? Ma non c'è scritto, qua il Volley Messina. Scusa, vince 3-2 con chi? E vabbè, ha vinto, che importanza ha? In ogni caso ha vinto. Vabbè. Bella vittoria invece dell'Alus Mascalucia, che va a Bibbo Valencia e va con un 3-1, e anche il Cuscatania fa bottino pieno con il Padova. E vai, no niente, io ogni volta in trasferta a Paola. Vabbè, Catania Volley, come da pronostico, perde a Palermo contro il Palermo. Trade, cioè sono due. No? Invece il Modica continua a collezionare successi e sempre 3-0 a Reggio Calabria. Perfetto. La classifica vede il Modica fermo, saldissimo a 45 punti, Caltanissetta 44, seguito a ruota dal Cuscatania 43, più staccato con un ottimo quarto posto Volley Valley 37. Il prossimo turno ci sarà un bellissimo scontro che vi consigliamo di andare a seguire al Pala Arcidiacono alle 18:30, magari finisce quella del Catania Volley alle 16 al Pala Abramo, e vi trasferite insieme a noi a Cuscatania Volley Valley al Pala Arcidiacono 18:30. Il Catania Volley invece ospita al Pala Abramo senza grandi speranze, perché come abbiamo già detto fa questo campionato esclusivamente per acquisire esperienza. Il Modica gioca in casa contro il Palermo e non dovrebbe avere grandi difficoltà. E infine, così finiamo questa quante gaffe ho fatto? 4, 5, 6, non lo so bene. È normale, l'Alus Mascalucia, dopo il bel risultato contro il Vibo Valenza, ospita al Palasport di Ragalna il San Lucido. Partita molto impegnativa, con questo è tutto. Vuoi strapparli così in diretta questi fogli? No, ci vedremo la prossima settimana. Cioè, purtroppo questa cosa ti tocca. Oh, neanche a farlo apposta, l'ultimo pittogramma dei coriandoli che avete appena visto proprio parlava di triathlon, hai visto, del nostro... Che ovviamente è uno sport olimpico, da quando? No? È dal 2000, dalle Giochi Olimpiche di Sydney. Sì, devo dire che comunque è uno sport abbastanza giovane, perché nasce intorno al 1977, quindi comunque abbastanza giovane, però sta prendendo sempre più piede in diversi paesi appunto di tutto il mondo. La domanda che mi ero riservata di farti è questa: ovviamente quando tu, non solo quando ti alleni, ma anche quando sei in gara, ovviamente il cervello va da altre parti, perché ovviamente se tu fai uno sport, giochi a pallavolo, sei lì, c'è l'azione, sta attaccando, quindi ti concentri. Quando uno corre, nuota o va in bici, al di là del fatto che tecnicamente devi sempre comunque stare attento a quello che fai, però credo che il cervello se ne vada per conto suo, o no? In realtà no, perché ci sono tutti i computerini e quindi devi controllare, esatto. L'attenzione è costante, Sì, continua, assolutamente. Mamma mia, incredibile. Sì. Poi comunque anche di concentrazione pazzesca. Assolutamente, sì, c'è tantissimo da tenere sotto controllo, il wattaggio, la cadenza, i chilometri orari, quindi non bisogna strafare in una disciplina, perché poi comunque c'è sempre l'altra, certo. Quindi bisogna anche dosare le forze. E poi soprattutto ci sono, per esempio nelle gare, più che altro questo capita nelle gare regionali e nazionali, bene o male ci conosciamo tutti, quindi c'è anche della strategia, perché certo. Per esempio sai che se quello è più forte di te magari sulla corsa, prevedi e cerchi di staccarlo in bici se magari ne hai e te la senti, quindi c'è anche della strategia chiaramente. Ma al di là del tuo gusto personale, quale delle tre specialità Allora, io devo dire che paradossalmente, anche se vengo dal nuoto master, comunque è diventato il mio ultimo sport, cioè nel senso, per me al primo posto c'è la bici, seconda la corsa e terzo il nuoto.
Però diciamo che io amo questo sport poi nella sua completezza, quindi appunto il triathlon, che non è appunto solo la somma delle tre discipline, ma è proprio uno sport a sé stante. L'equilibrio fra loro. Esattamente, la gestione delle tre discipline. Ma quindi al di là del gusto tuo personale, invece dove sei più forte? Dove ti senti più forte? Sì, sempre in bici. Alla bici. Sì, Ma è una esatto. bici speciale, diversa dalle altre? Ho due bici, ho una bici diciamo per le distanze un po' più corte, una bici da cronometro per le distanze lunghe, che appunto si può utilizzare per regolamento solo nelle distanze lunghe, quindi più aerodinamica. Quanto siamo ignoranti in tutto. Ho una stanza, per me è una grande passione, ho una stanza a casa dedicata solo alle bici. Ma sì. poi che c'è tutta un'attrezzatura tecnica, cioè il caschetto, Certo, le scarpe, certo. immagino che tutto sia assolutamente ultra tecnico. Assolutamente sì, quindi poi uno magari una volta comprate le cose basi che sono infinite, poi magari vuole il caschetto un pochettino più carino e l'attrezzatura un po' più così, e quindi poi sono là tutto il giorno a smanettare, a cercare cose che... Vediamo uscire che sei proprio perfetto dalla testa ai piedi, sei uno spettacolo anche solamente. Grazie. Il modello. A parte il fatto che io ho appena saputo, io non sapevo, gli ho chiesto ma quanti anni hai, e lui ha detto che ne ha 34. Io ho detto Sì. che ne ho l'età di 25, perché veramente Grazie, diciamo Ma, li ma dimostra la assolutamente. vita sociale, cioè i tuoi amici sono all'interno del triathlon o c'è qualcuno al di fuori? Perché starti dietro diventa impegnativo. Assolutamente, praticamente io dedico il 100% del mio tempo libero, quindi poi non rimane spazio per aperitivi, teatri, esatto, non esiste praticamente niente, anche perché io comunque già alle 10, massimo 10 e mezza vado a letto, quindi per poi svegliarmi alle 5 e fare il primo allenamento. Quindi dipende, i tuoi amici sono all'interno del triathlon o c'è qualcuno No, che ti viene dietro? sono anche diciamo all'esterno, c'è anche qualcuno di normale, Ma però te- molti sono all'interno del dicevi che hai triathlon. iniziato 2 anni fa, hai Sì, detto. sì, Allora esatto. quelli che ti conoscono da prima È impazzito, ti è dicono, impazzito, è pazzo ormai. diranno di Non, te, appunto, te lo sì, dicono, sì, ma sì. che ti è successo? Purtroppo poi salto tanti eventi, anche mi è capitato di saltare battesimi, matrimoni, per gare, e la gente mi dice ormai Giovanni- vieni al battesimo e dici no, c'ho la gara. Come c'è la gara? Cioè, pensando che magari il battesimo Quindi è tu un sarai avvenimento più importante, ma per me non lo è assolutamente, per me la gara... Uno dei pochissimi che ovviamente ha capito come mai Sinner non è andato a Sanremo, perché ha dato Esattamente. perché non ci può andare, forse non hanno capito che i campioni o comunque gente che fa un lavoro non può andare al battesimo, e capisco che Certo, parliamo chiaramente di livelli completamente diversi, però sì, l'impegno poi è sempre l'impegno che uno mette in gli altri ti qualcosa. capiscono oppure poi alla fine no. Devo dire che sono C'è una pochi, lotta. sono più quelli che non mi capiscono Ma la piuttosto famiglia e i tuoi che... genitori cosa dicono? La stessa cosa, penso che sono un po' pazzo. impazzito, sì, esattamente. Poi il tempo libero si riduce veramente, quindi ogni cosa non posso, mi comincio a fare i calcoli del tempo, quanto posso dormire, quanto non posso dormire, se ci arrivo, se non ci... È Oggi tutto ti un alleni di calcolo nuovo? del tempo, Oggi sì. ti devi Ho riallenare. già fatto il primo stamattina, alle 7 abbiamo notato, e poi ora stasera andrò a correre. Benissimo, quindi siamo entrati anche nel mondo fatato, magico del triathlon. Non abbiamo scoperto, allora lo seguiremo anche alle Olimpiadi. Seguiremo. La prossima anche. settimana va a fare le gare, magari ha detto che va a fare gare la prossima Sì, settimana. sì, Poi mi ha guardato storto. Non mi ricordavo se l'aveva già detto durante la registrazione o se ne parlavamo prima fuori. Non l'ha già detto, sì? Sì, va bene. Vabbè, Ce la possiamo fare. Allora, a proposito di quello che accadrà, uno sguardo brevissimo all'ultima, finalmente, a questo punto dobbiamo dire, ultima giornata della regular season. La Saturnia gioca in casa domani alle 18 contro questo Taranto, finalmente questo Taranto che ci ha angosciato per tutto l'anno. A me personalmente mi ha angosciato tutto l'anno. Io spero che almeno questa partita, anche se non conta più niente, spero prima di tutto che Catania saluti i nostri ragazzi pur in una situazione insomma non felicissima, che però
merita. Sia un arrivederci. Merita Vedremo un più avanti. ringraziamento, e poi ci rivediamo in A2 possibilmente per tentare immediatamente di recuperare la regular season. Sentiremo dei programmi Superlega. della società. Quindi tutti quanti al Pala Catania, Pala Liliana Pizzo domani ore 18 per questo Saturnia Farm Italia contro Taranto. Brevemente le altre partite: Monza Cisterna, Monza che ha 36 punti insieme a Verona cerca una vittoria appunto per rimanere in una posizione più vantaggiosa rispetto alle altre sue, diciamo pari grado. Anche Milano ha bisogno di punti, però gioca con Perugia e quindi non so fino a che punto possa avere speranze. Di Saturnia e Taranto l'abbiamo detto. Poi c'è Piacenza-Modena. Piacenza deve necessariamente vincere se vuole mantenere il suo preziosissimo terzo posto. E infine Verona-Lube, che è una partita assolutamente impronosticabile perché Verona ultimamente sta facendo proprio stracedia, sta vincendo anche Asfalta. sì, sta vincendo anche partite assolutamente in modo assolutamente imprevedibile. Infatti è quinta con 36 punti, mentre Civitanova è quarta con 37, quindi praticamente Tutto da definire. tutto da definire. Finale thriller, direbbero quelli bravi. Allora, l'hai detto tu, allora vuol dire che sei bravo anche tu che hai fatto il finale thriller. Vogliamo fare un finale invece bello con Giovanni e concludere questa trasmissione? Campionati italiani, prossima tappa importante, magari ci risentiremo. E poi hai detto quando è che vai in Olanda a fare live? A giugno, il A 23 giugno. Quindi giugno. dopo i campionati italiani, prima dell'Olanda, Noi lo invitiamo di nuovo e ci facciamo riraccontare e soprattutto raccontare tante altre cose che non ci ha potuto Che dire. in questo- Quindi in complimenti questo- soprattutto per questa Grazie. devozione a questo sport. è d'esempio sicuramente. Assolutamente da seguire. Vita Quindi, sana, che si vede. grazie a Giovanni, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie a tutti voi per averci seguito, come si dice alla fine ci vediamo della più trasmissione. tardi. Ci vediamo al Pala Catania. Come E ci anche vediamo al Pala più Bravo. qualche più tardi. Più tardi, alle 4 non Ah. dobbiamo fare la telecronaca. Niente, mia sorella oggi è un po' distratta. Basta. Questa cosa nuova, Io va alla bene. fine- io alla fine sono Ciao. veramente spossata. Ciao. 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 Buonasera. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana, Scuola di pallavolo Rumi a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.